Elisa Tramoni. Vi ringrazio, Madame la Presidente. Al di là di cifre e delle informazioni date in suo rapporto, volevo dare un parere concreto nella riuscita, i risultati e dunque il successo, nel terreno di utrado di scuola corsa per portare una giustificazione in più a voto di aiuto. Lo scopo di vedere bislingui è che i cittadini di Civani possano essere capaci ad adoperare la lingua corsa in vita udinca. Ma il solo fatto di essere capaci non basta mica. C'è oggi che questa lingua sia adoperata di maniera naturale, senza rifletterci, senza forzarsi, senza portare un peso. E oggi, con la scuola corsa, con la scuola immersiva, si può dire che il suo scopo è diventato realtà. Mi sono gustata testimonia, giusto appunto, i scolari di scuola corsa parlano una lingua diventata materna. Pido l'esempio di un cittadino di Apparata che si chiama Carlandria d'Altronde, scolaro in una scuola corsa di Bastia, che mi ha risposto in corso quando l'ho parlato in francese e dopo abbiamo continuato la nostra discorsata in corso di modo naturale. Il cittadino mi ha parlato di uso paese di Apparata, di Aiegia che è stata arrivata e di tant'altri affari e mi ha parlato con precisione in lingua corsa, come se davossi un'evidenza perché parido era un'evidenza. E penso che è un naturale di suscitare qui di tutti questi scolari che potrà salvare la nostra lingua. Allora io possiamo essere convinti dell'importanza e dei risultati di scuola corsa e unisogo convinta che stabilimenti educativi immersivi, scuole e poco anche ciucciati devono continuare ad essere aiutati a campare, a svilupparsi in un secondario e a stendersi più largamente nel territorio. Vi ringrazio.